Siamo qui davanti alla Fondazione Cassamarca, che alla fine è un centro di potere che ha stabilito che assetto doveva avere Treviso al giorno d'oggi. È ora di finirla con queste segrete stanze che decidono al posto dei trevigiani. Questo cambio lo può fare solo il Movimento 5 Stelle in Comune a Treviso. Ce ne siamo occupati anche al Parlamento, vero Federico? Sì. Dovete sapere che già nel 2016 il patrimonio era sceso da 1 miliardo di euro a 494 milioni di euro e oggi col bilancio 2017 sembra che il patrimonio sia tra i 250 e i 300 milioni di euro, quindi 700 milioni di euro in meno, ma non solo, il disavanzo per il 2017 sembra essere di 53 milioni di euro. In pratica noi non conosciamo quanto vale esattamente questa fondazione, che erano i soldi dei trevigiani, 1 miliardo di euro, che insieme alle 2 banche venete dimostra quanto il territorio ha avuto una speculazione incredibile dei propri risparmi fatti nel corso del tempo. Se noi entreremo in comune ci spenderemo affinché la politica resti il più possibile fuori da operazioni come quelle che riguardano Cassamarca, ci impegneremo per la trasparenza. Ricordiamoci tutti cosa ha comportato il legame tra Lega e Fondazione Cassamarca, la questione Appiani che ha svuotato il centro della città. Noi vi chiediamo davvero di darci la possibilità di fare qui, come a Roma, chiamiamolo il governo cittadino del cambiamento, un vero cambiamento. Qui a Treviso abbiamo sperimentato per decenni una parte politica, il centrodestra, e l'altra, il centrosinistra, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi davvero dateci la possibilità una buona volta di governare la città, metteteci alla prova e cercheremo di non deludervi.